Pur avendo dominato la partita e pur avendo creato numerose occasioni da gol, la Pro Favara viene fermata sul pareggio 2-2 dal Mazzara, complici anche i diversi svarioni del direttore di gara, il signor Valdeman di Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Fragetta e Pennisi di Catania. Una non perfetta direzione di gara che ha esasperato gli animi sia in campo che sugli spalti e che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi, dirigenti, giocatori e mister, così come era successo domenica scorsa a Leonforte con 2 reti annullate e anche la settimana prima. Ecco infatti l'amaro sfogo di mister Catalano. Devo dire che c'è grande rimpianto per come è andata la partita, per tutto quello che è successo oggi in campo. E sinceramente prima di parlare un po' della partita a me non piace parlare degli arbitri, non mi piace parlare di nessuno, però questa società merita un po' di rispetto, perché abbiamo perso 4 punti in 2 partite e noi lavoriamo tanto durante la settimana e tutti i sacrifici fatti vanno buttati al vento. Credo che in questo momento, come si è visto anche oggi, il Favara meritava di vincere, ha fatto una grandissima prestazione, ha lottato contro tutto e tutti. Non posso rimproverare niente ai ragazzi perché hanno veramente fatto una prestazione importante. 15 giorni fa. Sinceramente non so a chi diamo fastidio perché a me piace il calcio, mi piace far vedere bel calcio, mi piace che ci siano le cose oneste, che tutto sia in regola per come si svolge la partita e che non ci siano degli impedimenti, perché noi facciamo un campionato come lo fanno tutti gli altri, poi alla fine chi vince vince, però credo che essere corretti, essere leali fino alla fine è la cosa più importante. E io devo dire che a me non mi piace, come ho detto prima, parlare degli arbitri, di tutto quello che succede, però credo che oggi l'avete visto tutti, domenica magari non si è visto, però chi c'era al campo l'ha visto, perché poi magari mettono i video che vogliono mettere, però c'erano dei gol annullati che erano regolari. La stessa cosa è successo anche oggi, quindi noi lavoriamo, come ho detto prima, tutta la settimana, i ragazzi fanno sacrifici, la società fa sacrifici e credo che Favara meriti un po' di rispetto. È stata comunque una bella gara con i locali che hanno dominato e hanno cercato in tutti i modi di chiudere l'incontro. Il Mazzara dal proprio canto ha effettuato una buona prestazione ribattendo punto su punto e riuscendo a riacciuffare il risultato per ben 2 volte. La Pro Favara infatti è andata in vantaggio al 34esimo con La Piana e al 6° del secondo tempo con De Luca sul rigore. In entrambe le circostanze il Mazzara l'ha raggiunta al 40esimo con Fernandez e al 21esimo del secondo tempo con Elam Raoui anch'egli sul rigore. Clamorosa infine la rete annullata al Pro Favara con Retucci per un presunto fuorigioco ritenuto dai più inesistente. Amaro lo sfogo finale anche del direttore sportivo Longo e dell'attaccante Retucci. Le 2 squadre comunque si sono affrontate a viso aperto, in campo si è andati da una e dall'altra parte, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', poi ci siamo rilanciati, insomma dal punto di vista tecnico la partita poteva anche essere accettabile. Mazzara è una squadra che non fa giocare nessuno. Ripeto, ha fatto la sua onesta partita, è venuta qua per cercare di fare risultato e hanno fatto quello che dovevano fare e noi abbiamo concesso poco. Ripeto, se a volte le partite si possono vincere anche con episodi, ma episodi sempre sfavorevoli onestamente non lo so se è un caso, però purtroppo per la prima volta mi capita di dire che i nostri 2 pareggi sono stati condizionati da errori esagerati. Magari i segnalini non li aiutano, non lo so, non sono all'altezza da un mio punto di vista, specialmente quello di oggi proprio lasciamo stare. E anche il rigore molto discutibile in Serie A, stesso rigore col VAR non è stato dato, che al giocatore della Juventus domenica scorsa, uguale, preciso identico, anzi ancora meno eclatante. Qui hanno dato il rigore, hanno pareggiato, poi un giocatore che parte dalle spalle del difensore e arriva in porta e segna, io non lo so, non lo so, è fuori da ogni logica, ma poi errori dopo errori, anche una palla in diretta che sbatte al loro difensore, la rimette in gioco e fischia fuori gioco.
È chiaro che poi il nervosismo vuole la sua parte. Beh, innanzitutto inizio col dire che siamo molto amareggiati, non tanto per la prestazione, perché dal primo all'ultimo abbiamo lottato, abbiamo giocato stavolta come l'abbiamo preparata, come ci aspettavamo che l'avessimo trovata, solo che parlando dell'episodio c'è molto rammarico, perché a parere mio, a parere di tutti quelli che erano già allo stadio, io venivo da dietro, avevo fatto anche il movimento a smarcarmi, a rientrare al fuorigioco, la mezzaluna, solo che guardiani ha alzato la bandierina e quando l'arbitro fischia purtroppo bisogna adeguarci il prima possibile anche per iniziare a giocare, quindi diciamo che è passata subito in secondo piano. Non è stato l'unico episodio dubbio di quella partita, ma diciamo che non sono qui a parlarne perché non mi spetta di dovere. Non era facile fare risultato qui a Favara, e voi lo avete fatto, avete per 2 volte ribaltato il risultato e quasi quasi volevate andare ancora avanti. Mister Marino. Sì, innanzitutto buonasera. È stata una bellissima partita, bella partita giocata da tutte e due le squadre che volevano vincere. Noi siamo venuti qui a fare il risultato, indipendentemente da quello che veniva, anche se perdevamo, pazienza, noi siamo partiti per una salvezza tranquilla, stiamo facendo bene. Oggi sono contento che questi ragazzi si sono impegnati alla grande, sono impegnati tantissimo, li devo ringraziare uno per uno. Hanno fatto una partita stupenda. Siamo partiti, il Favara è partito forte, il Favara è andato in vantaggio, il Favara poteva fare pure qualche gol in più, però le partite, come si dice, non si chiudono, non si nascono mai parte. I miei ragazzi ci hanno creduto, l'hanno pareggiata, poi siamo andati di nuovo sotto, l'abbiamo ribaltata e poi potevamo fare il 3-2 noi. Diciamo che secondo me forse il pareggio, secondo me, la mia opinione, io sarò bugiardo, ci sta un po' costretti, perché loro oltre ai 2 gol che hanno fatto, regolare, se il rigore nostro e loro per me c'era tutto, ma il gol che loro dicono che è stato annullato, questo è da vedere, che io non lo so, ma altre occasioni da gol non me ne ricordo il Favara. Ognuno fa la propria analisi, ognuno vede magari con i propri occhi, certo. Però come avrà sicuramente sentito c'è stata molta contestazione e molta scontentezza per la terna arbitrale. Non lo so, io parlo del mio Mazzara, parlo della partita, se il gol era valido, peccato per loro, ma se il gol non era valido, poi lo andiamo a vedere, non è questo, l'importante io guardo la prova dei miei ragazzi.